Amici di Sportisili, amici di Localcio, ben trovati in questo nuovo appuntamento. Siamo ormai nell'ambito, ormai nel vivo delle feste, delle festività di fine anno, puntata numero 13 di Localcio con il doppio appuntamento ormai consueto. La prima parte è dedicata alle 12 formazioni siciliane che sono impegnate nel campionato di Serie D Girone I e poi la seconda parte intorno alle 21:15 in cui approfondiremo in particolare i temi legati a eccellenza e promozione. Il promemoria consueto è quello di seguirci sia su Facebook che su YouTube, dove potrete vedere la puntata in diretta, ma anche dopo la fine della stessa, e poi naturalmente seguirci su Instagram, su TikTok, su X e anche su www.sportisili.it, dove potrete trovare ovviamente anche le notizie sul calciomercato, oltre che approfondimenti non solo sulle siciliane che militano nei dilettanti, ma anche ovviamente su Palermo, Catania, Messina e Trapani. Oggi parterre speciale già a partire dalla prima parte di Localcio. Ho il grande piacere di avere in collegamento Giovanni Albanese. Grazie per l'invito e benvenuto a Localcio. Eccoci qua, grazie a voi. Giovanni, per quei 2-3 al mondo che non lo conoscessero, naturalmente penna della Gazzetta dello Sport, inviato di Sport Italia, ma in questo caso invitato in qualità di appassionato non solo della sua Enna, potremmo definirla così, ma più in generale del calcio, della Serie D, del calcio dilettantistico, con lui approfondiremo naturalmente le vicende del girone I. A tal proposito, nel salutare come di consueto Salvo Geraci in regia, andiamo a vedere subito i risultati dell'ultimo turno, dello scorso turno del campionato di Serie D Girone I. Andiamo subito a recuperare, vado a recuperare anch'io così li posso leggere insieme a voi. L'ultimo turno che appunto in base ai risultati che vado a leggere, ha visto l'Acragas perdere in casa contro la Vibonese 0-2, poi Acireale Pompei 3-0, Enna Nissa 2-2, Igia Virtus Scafatese 2-1, Paternò Siracusa 1-1, stesso risultato per Ragusa e Castron Favara, poi Regina Locri 3-2, Sant'Agata San Cataldese 1-1 e poi Licata Sambiase 0-1, per una classifica che vede il Siracusa salire ancora di più con 33 punti, perché nonostante il pareggio ha recuperato punti sul secondo posto, e ci sono 4 squadre al secondo posto a quota 29, ovvero sia Scafatese, Regina Sambiase e Vibonese, quindi 4 squadre a quota 29, poi Paternò 23, Igia Virtus ed Enna a 20, Castrum Favara 19, Nissa 18, San Cataldese e Locri 17 punti, Pompei 16, Ragusa 15, Sant'Agata e Acireale 14, Licata 12, Acragas 10. Io intanto, sì, ok, ci siamo. Giovanni, partiamo un po' dagli argomenti di casa tua, perché tra l'altro il primo contributo che andremo a vedere è relativo proprio al pareggio tra Enna e Nissa. Ti chiedo se hai visto la partita, che partita è stata. Ricordo Enna avanti 2-0, poi nel secondo tempo Diaz e Rotulo hanno riportato il punteggio in parità. Devo dirti la verità, ho visto la sintesi, ho chiaramente sentito un po' di amici che hanno chiaramente assistito al match e mi è arrivata da pochissimo la partita integrale perché insomma riesco anche poi a vederla il giorno dopo, spesso quando non si riesce a vederla in diretta, quindi sono curioso perché mi hanno raccontato di una bella partita, prima di tutto, Enna che per 60-70 minuti ha espresso un buon calcio e credo questo possa essere la notizia più importante per un ciclo nuovo, per un gruppo che si affaccia alla categoria, dovendo poi esprimere quelli che sono i principi, i valori di un club come l'Enna che mancava da 35 anni in Serie D, quindi in questo momento si è deciso di fare un progetto con tantissimi giovani. L'Enna ha la media d'età più giovane di tutti i gironi di Serie D d'Italia e credo questo sia un valore. Mister Pagana sta facendo un ottimo lavoro, facendoli crescere. Non a caso qualcuno è già finito sotto il mirino di qualche club di Serie C, vuol dire che si sta lavorando bene. Poi però bisogna anche riconoscere i meriti della Nissa che col cambio d'allenatore credo abbia anche mosso un po' gli animi all'interno del gruppo,
Campanella tra l'altro è l'artefice della vittoria del campionato all'Enna, quindi insomma era l'ex di questa partita e ha costruito una rimonta che riconosce insomma i valori dell'allenatore e della squadra che ha a disposizione. Alla fine è un pareggio giusto quello che è venuto fuori, anche se l'Enna per 60-70 minuti avrebbe meritato ampiamente il successo ed era avanti di 2-0, però poi ci sono anche gli avversari e significa che in questa categoria non puoi assolutamente abbassare la tensione, perché quando abbassi la tensione ci sono squadre di pari livello o magari anche superiori in alcuni frangenti che meritano tutta la considerazione di questo mondo. Quindi l'Enna ha sfiorato i 3 punti, sicuramente servirà per il futuro questa partita, e la Nissa invece conquista un pareggio che per certi versi gli sta pure stretto, perché poi all'ultimo secondo hanno avuto addirittura la palla per chiudere il match in proprio favore, quindi insomma è stato un bel derby, ecco, quello sicuramente sì. L'unica nota stonata è che purtroppo continuiamo ad assistere a questi derby siciliani senza la tifoseria ospite, e questo purtroppo dovrebbe richiamare un po' al senso di responsabilità di tutti, perché quando assisti ad un'Enna Nissa senza i tifosi ospiti manca qualcosa, però insomma sappiamo un po' perché viene vietata la trasferta spesso e volentieri. Servirebbe un po' di senso di responsabilità affinché poi non venisse meno lo spettacolo in questi casi. Assolutamente d'accordo con te, Giovanni. Allora facciamo così, andiamo a vedere con l'ausilio delle telecamere della Wisport cosa è accaduto ieri al generale Gaeta tra Enna e Nissa, poi torniamo in studio anche per parlare, perché no, della lotta lì su in cima, ma intanto gustiamoci le immagini tra Enna e Nissa. Dopo aver compiuto il grande salto dall'eccellenza, Enna e Nissa si ritrovano di fronte nella 15ª giornata del girone di Serie D. Allo stadio Generale Gaeta si affrontano 2 squadre vogliose di proseguire nelle rispettive scalate in classifica. Padroni di casa reduci dal successo di Vibo Valenza e soprattutto dal passaggio del turno in Coppa Italia contro l'ambiziosa Reggina. Sul fronte opposto la Nissa ha 2 punti in meno in classifica, ma in striscia positiva di risultati da 3 partite. Dirige l'incontro il signor Gabriele Caggiari di Cagliari, coadiuvato agli assistenti Alberto Mandarino di Alba Bra e Stefano Merlino di Chivasso. Grazie all'ausilio dell'immagine a cura di Giuseppe Capraro passiamo a raccontarvi del film di questa sfida, che si apre al 10° di gioco. Il primo tentativo di marca ospite, il sinistro di Diaz, viene disinnescato in corner da Simeoli. Al 13° battono un colpo i padroni di casa con la caparbietà di Otero, che recupera palla sulla destra, serve in mezzo per Cicirello che di destro calcia poi fuori. Giro di boa è la prima frazione di gioco, ancora Cicirello pericoloso con un destro dal limite che termina ancora una volta a fil di palo. Al 34° Aperi viene fermato in area in maniera fallosa, calcio di rigore per il fischietto sardo. Dal dischetto si presenta allora Capitan Cicirello. Intanto riapprezziamo la prima sgroppata in maglia giallo-verde dell'ex Nuova Virtus Aperi. È una sentenza Giorgio Cicirello e porta in vantaggio l'Enna. Terminerà così la prima frazione di gioco con la compagine della Montagna in vantaggio per una rete a 0 nel secondo tempo. Dentro barriere il luogo di Bruno al 50°, pronto e via, e subito il diagonale di Aperi è vincente. Arriva la prima gioia in giallo-verde di Sebi Aperi, suona il violino in mezzo alla nebbia. Dentro intanto Samachet dall'oro in luogo di Semenzin e Agnello, tocca a Mannino per Lopizzo. 58°, la punizione pericolosa, il nuovo acquisto Bonanno, sventata ancora una volta da un super Simeoli. Nissa però di mister Campanella resta in partita. All'ora di gioco palla dentro per Bonanno che calcia, tocco di mano e allora secondo rigore accordato di giornata per il direttore di gara. Dal dischetto si presenta Diaz, qui piuttosto netta intanto la deviazione di braccio del difensore giallo-verde. Diaz a tu per tu ancora con l'estremo difensore giallo-verde, che miracoloso quest'oggi, e sventa anche questo calcio di rigore. 69°, punizione di Maltese per la testa di Diaz, che si rifarà ben presto dell'errore precedente e accorcia le distanze. C'è ancora una partita al Generale Gaeta di Enna, dentro Timoneri luogo di Gio Pedro, tocca a Cristiano per Cardore, dentro
Bamba e Mbaye in luogo di Cicirella e Sena dentro Barile in luogo di Aperi. Al secondo minuto di recupero, rimessa laterale che arriva a Diaz, sponda per Rotulo che si coordina con il destro, 2-2, batte Simeoli, una partita pazza al generale Gaeta di Enna. Nel finale la zampata di Rotulo, ma c'è ancora spazio per un'ultima occasione, il rilancio di Cassano per la corsa di Tumminelli a tu per tu con Simeoli, scarta anche il difensore, ma quest'oggi è veramente un muro. Il numero 1 giallo-verde termina così, né vincitori né vinti al generale Gaeta, 2-2. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima. 2-2, 2 gol per tempo, 2 gol per parte tra Enna e Nissa. Tra l'altro, Giovanni, ti interrogo un po' su un personaggio che in un certo senso collega la tua realtà attuale, che è quella di Torino, e la Nissa, in un certo senso, che è Luca Giovannone, che tra altre cose ha avuto un passato circa 20 anni fa, quando contribuì alla allora salvezza del Torino prima dell'ingresso di Urbano Cairo. Ti chiedo un po' quanto si parla, quanto è chiacchierato come personaggio Luca Giovannone in quelli che sono gli ambienti anche extra siciliani. No, vabbè, ma sai, quando gli imprenditori che hanno anche esperienza nel calcio decidono di puntare su una piazza, evidentemente ci vedono del buono, ci vedono uno sviluppo interessante, quindi al netto di quello che si possa dire più o meno in positivo, più o meno in negativo, è chiaro che nel calcio, purtroppo o per fortuna, spesso parlano i risultati. E quindi magari laddove i risultati non sono stati positivi si parla male, laddove invece i risultati sono stati positivi, cioè dove sono stati negativi si parla male, dove sono stati invece positivi si parla bene. Io personalmente ho incrociato il presidente Giovannone un po' di volte sull'aereo, perché evidentemente abbiamo fatto la stessa tratta di ritorno da Catania a Torino il lunedì, quando abbiamo sfruttato il fine settimana per vedere lui la Nissa, io l'Enna. Quindi insomma tante volte è capitato di incontrarlo sull'aereo, però devo dirti che insomma mi pare sia molto vicino al club che ha deciso di prendere in mano. Molto attento. A me personalmente è dispiaciuto tanto per l'esonero di Nicola Terranova, perché lo ritengo uno degli allenatori più interessanti del panorama calcistico siciliano. Credo non c'entri nulla con la Serie D e credo lo abbia dimostrato in tante occasioni negli ultimi anni. Poi sai, i risultati purtroppo a volte ti portano dentro o fuori dai progetti. Serviva evidentemente una scossa all'interno della Nissa, anche perché i risultati, per quanto sbandierato l'estate scorsa, non erano in linea con le aspettative. Forse però mi sento di dire anche che le aspettative sono state un po' esaltate, forse si è parlato di obiettivi con un po' di esagerazione rispetto a quanto poi la squadra insomma abbia dimostrato nella prima parte di stagione, stando ai valori anche di altre squadre che secondo me sono state costruite un po' meglio. Però detto ciò, insomma, credo Giovannone stia facendo bene alla Nissa e penso possa dare basi solide anche per il futuro. Assolutamente. Tu poc'anzi parlavi di allenatori, parlavi di risultati. Leggevo durante mentre mandavamo in onda gli highlights di Enna Nissa, delle dichiarazioni da parte del presidente del Siracusa, Alessandro Ricci, che ai microfoni di Trist Siracusa ha detto: non capisco tutta l'ostilità che c'è nei confronti di Marco Turati. Se il tifoso vuole sostituirsi al mio ruolo o a quello del mister, e allora venga qui a sostituirsi a me. Poi prosegue: quando leggo Turati out non capisco cosa si voglia di più. Si è creato un clima tossico intorno alla squadra. Turati ha la massima fiducia della società. Ne approfitto allora per saltare a quello che è il tema della cima della classifica, perché la buona sorte ha voluto che, non vincendo sul campo, il Siracusa ha comunque guadagnato punti. Sul secondo posto era da -3, ora a -4, però adesso ci sono, Giovanni, 4 squadre, caso vuole tutte calabresi, ad inseguire gli Aretusei.
Sì, è un po' strano da sempre ormai negli ultimi anni l'ambiente a Siracusa, perché spesso e volentieri non si dà neanche il tempo di sviluppare determinati progetti stagionali. Io credo Turati, tra l'altro, abbia fatto una scelta atipica, anomala. Certo, ha badato al suo percorso personale, all'ambizione personale di fare l'allenatore, e quindi insomma non ha seguito Vincenzo Italiano dalla Fiorentina al Bologna, ma a me risulta che Vincenzo Italiano l'avesse comunque coinvolto nel progetto anche al Bologna, e lì avrebbe potuto fare anche la Champions League. Turati ha accompagnato Italiano in tutto il percorso da Trapani allo Spezia alla Fiorentina, e comunque voglio dire è un allenatore che, seppur da collaboratore, ha vissuto palcoscenici importanti in questi anni. Mi risulta che lo chiamò Antonello Laneri un paio di anni fa, proponendogli di andare al Catania in Serie D. Loro avevano e hanno un buon rapporto da sempre. Turati voleva rimanere tra i professionisti, e quindi rifiutò il passaggio al Catania, restò a fare il collaboratore di Italiano. Credo abbia scelto di passare da una realtà di massima serie, tra l'altro, ripeto, il Bologna in Champions League, al Siracusa solo per amore della piazza, per ciò che rappresenta Siracusa per lui. È la stessa riconoscenza che però Turati ha mostrato nei confronti del Siracusa, non mi pare la stia accogliendo in quest'ultimo periodo, ma questo la dice lunga poi come spesso i tifosi vivano un determinato contesto nel corso della stagione. Secondo me sì, il Siracusa qualche difficoltà all'inizio l'ha avuta, ma bisogna anche poi dare il tempo di sviluppare determinati concetti, tra l'altro secondo me concetti di altissimo livello. Quindi capisco onestamente le critiche che ci sono spesso e volentieri sul Siracusa, che non può schiacciare il campionato, deve fare il suo percorso, lo sta facendo, tra l'altro in testa alla classifica con merito, e tutte le inseguitrici non mi pare abbiano dei temi per poter contrastare davvero la leadership in questo momento del Siracusa. Che dire, spesso e volentieri ci si fa prendere un po' troppo dalla pancia o dalla moda di dover contestare per forza un allenatore senza dargli la possibilità di lavorare. Io mi auguro a Siracusa possa tornare la serenità attorno al tecnico, perché secondo me il Siracusa ha una marcia in più quest'anno rispetto a tutte le altre. Ho visto la Regina, ho visto la Vibonese, ho visto anche la Scafatese, non mi sembrano squadre così al top come il Siracusa, quindi bisogna semplicemente dar fiducia al tecnico, alla squadra, e lasciarli lavorare in santa pace. Assolutamente sì, tra l'altro come dicevi giustamente tu, Turati, che ha fatto una scelta di vita tornando in quella che è stata la squadra nella quale ha terminato la sua carriera da calciatore, e adesso di fatto la sua prima esperienza vera e propria su una panchina da capo allenatore. Allora andiamo a vedere le immagini dallo stadio Falcone Borsellino di Paternò con il gol di Pistolesi, che ha negato la vittoria ai padroni di casa guidati ancora brillantemente da mister Catalano, e soprattutto ha regalato un punto in pieno recupero alla capolista. Il Paternò di mister Gaetano Catalano in questo avvio di campionato Serie D ci ha abituati a stupire. La formazione rossa-azzurra infatti nella 15ª giornata di campionato sfiora l'impresa contro la capolista Siracusa. Gli Aretusei nel finale pareggiano i conti e il risultato finale recita 1-1. Via al racconto della sfida, caratterizzato da poche emozioni nei primi 20 minuti. Al 24esimo però il Paternò trova la rete del vantaggio. Sul lancio di Panarello arriva il colpo di testa di Angelo Guida, bravissimo ad anticipare i due difensori del Siracusa e a battere Jovino, che si trovava fuori dai pali. Per lui si tratta del quinto centro in campionato. Al 40esimo è ancora il Paternò a rendersi pericoloso. Guida scucchiaia per Sinatra, che calcia di prima intenzione.
pallone, ma il suo tentativo termina alto. 3 minuti più tardi la gara si innervosisce e il Siracusa rimane in 10 uomini. È espulso Candiano, che esce incredulo dal terreno di gioco. Nel secondo tempo la gara regala qualche occasione in più rispetto al primo. A rendersi pericoloso è Alessio Asero con il calcio di punizione respinto da Iovino. Mani tra i capelli per il capitano rossazzurro, che all'11° sfiora la rete del pareggio, riceve palla da Greco, poi mette al centro, il suo tiro viene sporcato da una deviazione e bacia la traversa. All'11° della seconda frazione di gioco si vede anche il Siracusa dalle parti di Mileto, ma la conclusione di Maggio termina al lato dalla porta difesa dal classe 2005. Al 21° ci prova Pistolesi dalla distanza. Mileto blocca senza particolari problemi. Il Paternò alla mezz'ora di gioco continua a creare occasioni per chiudere definitivamente il match. Al 30° Guida serve Asero, il numero 11 scambia nuovamente con l'attaccante, poi conclude forte ma tra le braccia di Iovino e 5 minuti più tardi, servito da Carmelo Greco, Asero avrebbe una prateria davanti, ma il capitano rossazzurro si allunga troppo il pallone. Al 37° tentativo in rovesciata di Maggio. Il numero 9 oggi in una giornata non troppo positiva per merito dell'ottima coppia difensiva composta da Marino e Porcaro. La formazione di mister Turati spinge nel finale. Limonelli pennella per Maggio, che al 43° reclama un calcio di rigore. Il direttore di gara però invita l'attaccante a rialzarsi. Nei 6 minuti di recupero arriva la beffa per la formazione rossazzurra. Calcio di punizione di a quadro, tutti in the box. Baldan prolunga per Pistolesi, che batte Mileto per il pareggio del Siracusa, che dunque riacciuffa un punto nel finale. A fine partita umori contrapposti, il Siracusa esulta come se avesse vinto la partita. Delusione invece tra i volti dei giocatori del Paternò, che hanno sfiorato l'impresa e vanno comunque a ricevere l'applauso del proprio pubblico. Nel prossimo turno di campionato sfida contro la Sambiase. E dunque la chiusura di questa clip dal Falcone Borsellino di Paternò è la grande gioia del Siracusa per la vittoria, o meglio, scusate, per un pareggio che comunque può avere anche il sapore di una vittoria in un derby molto sentito contro una matricola terribile come il Paternò. Chi, a proposito di siciliane, sta facendo molto bene e ieri è stata forse l'artefice della più grande sorpresa del weekend, è stata l'Igia Virtus, la squadra di Ciccio Di Gaetano, che ha ribaltato contro la Scafatese, regalando tra l'altro anche un sorriso al Siracusa, perché ha battuto la squadra campana, che evidentemente non sta esattamente ingranando dopo il cambio in panchina. Prima di mandare le immagini, Giovanni, ti voglio chiedere un po' intanto dell'Igea, che sta facendo molto bene. Tra altre cose ha attutito nel migliore dei modi alla perdita di un giocatore che tra l'altro è passato proprio all'Enna, ovvero sia Aperi, e soprattutto della Scafatese, che nonostante abbia cambiato un allenatore, tra altre cose dopo una vittoria, non sembra esattamente al top. Tra l'altro è anche uscita dalla Coppa, invece l'Enne è ancora dentro, l'unica siciliana ai quarti di finale. Scelta peculiare quella della Scafatese, Giovanni. Sai, Azzori è sicuramente un allenatore che aveva voglia di ripartire. Credo le ambizioni della Scafatese lo abbiano coinvolto ed è il motivo per cui ha accettato. Spesso però i club campani, e mi pare sia proprio questo il caso quest'anno, vivono il girone siculo-calabro con leggerezza, pensando magari di avere qualcosa di più rispetto alle altre squadre, e in parte è vero, perché poi magari in Campania ci sono delle disponibilità economiche superiori rispetto alla media siciliana e alla media calabra, che comunque è superiore rispetto alla media che c'è in Sicilia, dei soldi spesi durante la stagione da un club. Detto ciò, la Scafatese quest'anno sta incappando in un campionato in cui ci sono squadre non solo ben organizzate, ma con allenatori che hanno idee di gioco che spesso e volentieri riescono a sopperire alla mancanza magari di un giocatore fatto e finito. E questo è il motivo per cui, insomma, non mi sorprende la difficoltà che sta avendo di tanto in tanto
la Scafatese. Per quanto riguarda Ligia Virtus, devo dire non mi sorprende nulla, perché Di Gaetano già l'anno scorso ha fatto un buon lavoro subentrando e secondo me hanno fatto le scelte giuste l'estate scorsa e Di Gaetano è un grande allenatore, onestamente sta facendo rendere la squadra per come rispecchia il valore che ha. Ripeto, non mi sorprende il fatto che l'Igia stia facendo un bel campionato. Allora, prima di andare in chiusura, ci spostiamo allo stadio dal Contres Barone di Barcellona, Pozzo di Gotto, per vedere proprio la rimonta vincente dell'Igia Virtus contro lo Scafatese, poi considerazioni finali con Giovanni Albanese e chiudiamo. Ligia Virtus firma l'impresa nella 15ª giornata di Serie D, batte la vice capolista Scafatese e incassa 3 punti pesantissimi per la propria classifica. I giallorossi rimonta, piegano i più quotati avversari che partono forte dopo aver sfiorato per 2 volte il vantaggio, con Palmeri prima che calcia di poco alto e Albadoro poi che non trova l'impatto da posizione favorevole. I gialloblu passano al minuto 10 grazie a una magia su punizione di Aliperta che fa secco Cannizzaro per l'1-0 Scafatese. Ma è una gioia che dura poco per gli ospiti, infatti al 25esimo Ligia rimette tutto in parità grazie a Currò, lesto a riprendere la respinta di Becchi sulla zuccata di Trombino e da 0 metri mettere in rete l'1-1 e che gli vale come secondo sigillo in campionato. Giallorossi che sulle ali dell'entusiasmo ribaltano tutto al minuto 30 quando il signor Barbetti concede loro calcio di rigore per fallo di mano di Esposito e dagli 11 metri Trombino non sbaglia spiazzando Becchi e facendo così Ligia Virtus 2 Scafatese 1 e per l'attaccante igeano si tratta della 4ª rete in campionato. Nella ripresa la Scafatese si riversa in avanti alla ricerca disperata del pareggio provandoci a più riprese, ma le conclusioni di Neglia al 47esimo, di Aliperta 3 minuti dopo, ancora di Neglia al 60esimo, quindi nuovamente di Aliperta al minuto 68, a seguire anche quella di Embalo al 74esimo e infine di Palmeri al minuto 78 non sortiscono l'effetto sperato. Giallo-blu che al 76esimo rimangono anche in 10 uomini, doppio giallo per Altobello e nel finale Ligea tenta di approfittarne con Trombino, il cui tiro però si perde alto sulla traversa. Il 2-1 finale consegna dunque a Ligia Virtus il punto numero 20, i giallorossi che volano al 7° posto in classifica, centrando così la 5ª vittoria, terza complessiva del campionato. Dunque, abbiamo visto la vittoria dell'Igia Virtus sulla Scafatese. Chiudiamo l'argomento dedicato alla Serie D. Io, come avevo già accennato a Giovanni a microfoni spenti, approfitto della sua presenza qui con noi, per la quale lo ringrazio nuovamente, per così saltare di palo in frasca. Parliamo di dilettanti, ma una volta tanto voglio parlare di giovani per chiudere un po' la prima parte di Lo Calcio di questa sera. L'argomento risponde al nome di Pipitò, di Giuseppe Pipitò. Approfitto della presenza di Giovanni in quanto fondamentalmente inviato per la Juventus, per Sport Italia e per la Gazzetta dello Sport. Ti chiedo, qui ha fatto subito grande scalpore perché comunque un ragazzo che fin da giovane, fin dalle prime apparizioni nei giovanissimi, giocava sotto età, anche 2 anni sotto età, con grandissimi risultati nel Palermo. A occhio e croce, guardando anche semplicemente le statistiche, diciamo che il suo ambientamento a Torino è stato, diciamo, buono, per usare un eufemismo, Giovanni. No, direi straordinario, però è il motivo per cui bisogna mantenere i piedi per terra, bisogna raccontarlo con equilibrio, perché io seguo tanto i giovani della Juventus, sin dalle categorie under più base, ho seguito anche l'attività di base e qui c'è un metodo di lavoro che è molto preciso. Diciamo il talento viene curato sotto alcuni aspetti durante l'anno in under 15, poi in under 16 magari si aggiungono dei principi, dei valori, si prova a tirar su il giocatore anche sotto gli aspetti fisici e non solo. Insomma, Pipitò è un grande giocatore, però in prospettiva può diventare anche qualcosa di più di un grande giocatore, ed è il motivo per cui oggi dobbiamo parlarne col giusto equilibrio. Credo il ragazzo stia dimostrando tutto il suo talento, è un talento puro, la Juventus chiaramente non se l'è fatto scappare,
quando la Juve si muove in questo modo, come ha fatto con Pipitò, vuol dire che ha visto del buono per una prospettiva da top. Quindi ci auguriamo tutti possa essere un talento siciliano ad essere protagonista nei prossimi anni con la maglia della Juventus, considerato che insomma il percorso che farà è quello in bianco-nero, col passaggio sicuramente in seconda squadra, poi magari la prospettiva prima. Oggi parlare del futuro di Pipitò ci porta magari a esagerare, e questo forse non è bene per lui. Deve avere tutta l'ambizione di migliorarsi ogni giorno, e possiamo semplicemente dire che è sicuramente nel contesto più giusto per fare le cose come si deve affinché possa diventare un giocatore importante nel futuro. Assolutamente sono d'accordo, perché sono stati tanti casi anche di giovani talenti che per un'eccessiva esposizione mediatica hanno, diciamo così, calcisticamente parlando, fatto una fine non bella. Mi è sembrato il modo più giusto per chiudere questo appuntamento con la prima parte di Localcio e soprattutto con un ospite di riguardo come Giovanni Albanese, che ringrazio ancora una volta per essere stato con noi. Grazie a voi, un piacere. Continueremo a seguire Giovanni nelle sue avventure facendo spola tra Torino ed Enna. Noi ci salutiamo per qualche secondo, giusto il tempo, come al solito, di sistemare la location. Sta per arrivare Salvo Rifici, sta per arrivare il direttore Aurelio Lobianco. Parleremo di eccellenze di promozione. Ovviamente vi invitiamo a restare con noi.
sportivo sul calcio dilettantistico, dopo aver parlato di Serie D con Francesco Camuca e Albanese, il collega giornalista della Gazzetta dello Sport. Ora ci concentriamo su eccellenza e promozione e lo facciamo in pieno mercato con uno dei più grandi direttori sportivi della categoria almeno, quindi mi voglio limitare all'eccellenza, anche se diciamo ha nome anche per categorie superiori, Aurelio Lobianco. Ciao Aurelio. Se- non solo di questo, ma chiaramente grande per quello che è il tuo curriculum e per quello che speriamo lo sarà anche in futuro. Ed è un nome, Francesco, che abbiamo corteggiato nelle settimane e ce lo siamo conservati per questi giorni, perché questo è diciamo, è il secondo lunedì di mercato e diciamo l'ultimo, se così possiamo dire, perché il prossimo già ne abbiamo 16 e diciamo finiscono gli svincoli e siamo lì per lì per chiudere anche quelli che sono i trasferimenti definitivi, perché ricordiamo che il calcio dilettantistico chiude i battenti giorno 18 con i trasferimenti, ma già giorno 11, ovvero dopodomani, mercoledì, si chiude quella che è la finestra degli svincoli, quindi chi vuole svincolare i giocatori lo può fare entro domani, anche se Aurelio tu mi insegni per quelli che con queste novità del contratto, con la questione della rescissione, il mercato è sempre aperto e lo sarà praticamente sfruttando questa regola fino al 31 gennaio. Quindi da te volevo chiedere appunto una domanda che abbiamo fatto in queste settimane, in queste puntate ad allenatori, giocatori, dirigenti vari, ma non a direttori sportivi. Qual è la tua opinione per quanto riguarda questa, diciamo, nuova regola con il fatto dei contratti della rescissione che ti permette di fare mercato praticamente sempre? Diciamo che ha perso un po' la, la realtà, diciamo, della validità del calciomercato, perché essendo che le rescissioni sono sempre aperte, il mercato comincia ad agosto e finisce il 31 gennaio, Esatto. quindi sempre aperto, sempre svincoli, infatti ci sono giocatori che cambiano due, tre squadre. Perché prima c'era pure questa regola che non potevi giocare più di in due squadre in un anno. Ora, Se non ero, sono tre le squadre sì. che puoi cambiare. Quindi, insomma, diciamo, si perde un po' il brio, diciamo, la vera essenza del calcio dilettantistico. Francesco, parleremo chiaramente di mercato con Aurelio, ma non possiamo non affrontare anche l'argomento campo, perché insomma, tra eccellenza e promozione questa settimana è stata bella impegnativa. Io vi rompo le scatole e parliamo anche di campo, perché non di solo calciomercato vive il calcio dilettantistico. Tra l'altro, correggetemi se sbaglio, voi che siete un po' più diciamo, del settore, la settimana quella centrale forse è quella più calda, perché ora c'è anche il discorso, come dicevate, degli svincoli. Sì, sto parlando di calciomercato, sono caduto pure io sono caduto nel tranello. No, vabbè, settimana weekend particolarmente importante perché forse, e qui penso che Aurelio farà i suoi dovuti scongiuri, forse è stato il weekend in cui si è delineata definitivamente, almeno per quanto riguarda l'eccellenza Girone A, quelli che sono i valori in campo, perché comunque le uniche a vincere lassù sono state Athletic Club Palermo e Gela. Ehm, In giù purtroppo non si schioda il Lascari nonostante l'annuncio dell'arrivo di Boncore in panchina, e c'è tantissimo traffico in mezzo perché se ho fatto bene i conti ci sono 8 punti o 10 punti tra la Don Carlo che è terza e il penultimo posto di Super Giovane Oratorio. Ma adesso vedremo la classifica, lo potremo vedere meglio. Tanto traffico, quindi ormai tutte le partite sono imprevedibili, tranne quelle delle due in alto, perché diciamo stanno ingranando la marcia giusta, anche dal punto di vista della mentalità, perché comunque ieri io ho visto gli highlights di entrambe, l'Athletic ha vinto con tantissimi, chiamiamole seconde linee, contro una squadra comunque temibile, il Gela è andato a dettare legge in un certo senso su un campo difficile in tutti i sensi come quello di Sciacca. Hanno vinto due scontri diretti che non hanno fatto altro, come dici tu, ad allargare la forbice tra le prime due e le altre. Quindi Aurelio volevo chiedere, visto che è stato diretto protagonista, perché non l'abbiamo detto poc'anzi, ma Aurelio è da poco un nuovo dirigente del Gela, non direttore sportivo, qual è diciamo La qualifica. la qualifica esatta? La qualifica è direttore dell'area tecnica, anche perché a Gela c'è Alessandro Bonaffini che fa il direttore Un'istituzione. sportivo e lo fa in maniera egregia, in maniera
esemplare, quindi sono andato semplicemente ad arricchire il pacco dirigenziale, collaboro con Alessandro e siamo in perfetta sintonia e quindi lavoriamo per il meglio per quello che realmente merita Gela, ecco. Che partita è stata ieri? Allora, questo 0-2 comunque era una sorta di scontro diretto quasi. Ieri è stata una partita, intanto sapevamo l'importanza della gara e la difficoltà della gara, conoscevamo la squadra, conoscevamo la squadra di Angelo Calfano, una squadra ben messa in campo. Per fortuna nostra mancavano 3 giocatori fondamentali del Gela per squalifica e ti dico che il primo tempo non si è vista questa assenza, non l'abbiamo subita perché comunque hanno giocato a viso aperto, si sono giocati la loro partita, poi nel secondo tempo appunto siamo usciti fuori in maniera egregia, abbiamo vinto una partita importante scusa, Sciacca non ha mai perso dentro casa, quindi questa la dice lunga. Ma è importante anche perché averla sbloccata praticamente in apertura di secondo tempo, questo vi ha permesso di, diciamo, indirizzarla. A che ci siamo, chiedo aiuto alla regia del solito e puntuale Salvo Geraci, andiamo a leggere quelli che sono i risultati del girone A di eccellenza, poi andiamo a vedere anche qualche immagine. Abbiamo partiamo dal Gurrera. Proprio dal Gurrera. Allora, Accademia Parmoval 0-0, quindi nonostante, diciamo, la Parmoval imbottita di under, come lo stesso Mutolo ha specificato in un post su Facebook, è riuscita a uscire appunto imbattuta dal Sorrentino di Trapani contro l'Accademia. L'abbiamo detto 4-0 dell'Atletic sul San Giorgio Piana, vittoria fuori casa del Casteldaccio in quel di San Vito contro il San Vito 1-0, pareggio per 2-2 tra Castelvetrano e Castellammare, il Marsala ha battuto 2-1 il Partinico, l'abbiamo detto il 2-0 del Gela contro lo Stacca, vittoria in rimonta del Marineo sull'Ascari per 2-1 e poi alla fine clamoroso 2-2 tra Castelbuono e Don Carlo Lauri, Don Carlo Misilmeri che vinceva 2-0, poi ha rischiato di perdere, ho visto gli highlights, dal 90esimo al 94esimo è successo di tutto e alla fine un 2-2 che per quello che si è visto è diciamo il risultato più giusto. Quindi come annunciava poc'anzi Francesco, partiamo andiamo a leggere prima la classifica, visto che non abbiamo fatto altro che leggere soltanto i risultati. Classifica che vede, adesso si carica, ecco, Atletico Palermo in vantaggio di 4 punti sul Gela, 31 contro 27, altri 4 punti tra Gela e Misilmeri e Sciacca, sono ferme al terzo posto ex equo a quota 23, 20 punti per il Piana, 19 Marsala, quindi grandissimo, diciamo, balzo in classifica da parte della squadra di mister Brucculeri, 18 punti Castellammare, 17 Accademia Trapani, a 16 ci sono 2 squadre, ovvero Partinico e Casteldaccia, a 15 ce ne sono 3, San Vito, Folgore e Parmoval, 12 punti per Castelbuono e Marineo, fanalino di coda il Lascari con 5 punti. E quindi adesso è il turno di vedere il successo del Gela in quel di Sciacca 0-2. A voi la linea. E siamo partiti con questo match di cartello tra Unitas Sciacca e Città di Gela. Vincenzi salta di testa, cerchio di centrocampo, Arcidiacono, l'uomo più atteso nel Gela. Attenzione a Genco, esatto, numero di Mercurio sulla sinistra, ancora di Mercurio, mette il pallone in mezzo, lo Sciacca in avanti, Erbini, Galfano per poco, non devia, in porta il pallone e c'è la prima occasione in favore dello Sciacca, Fabio. Erbini, Genco, gira velocemente lo Sciacca ma sbaglia purtroppo, Gela in avanti con Maidana, l'argentino arrivato a novembre, mette la palla in mezzo e Savasta e c'è il salvataggio da parte di Modù all'ultimo minuto. Camarà, ci sono alcuni scontri a centrocampo, poi Erbini accelera sulla sinistra, Erbini, la palla per Camarà, il tiro, la parata di Colace e poi Genco di testa, poi recupera Genco, ripartenza Sciacca, attenzione, e purtroppo gli sbatte a Cari, poi gli ritorna il tiro e la parata al palo di Colace, è la più grande occasione della partita, Fabio, un po' carnevale
carnevalesca, diciamo. Si sa che a Carnevale ci sono questo tipo di situazioni, Fabio. Beh, Sciacca è famosa per queste giornate così, soprattutto a Carnevale. Attenzione il tiro, bisogna provarci, di Caternicchia, bisogna provarci assolutamente dalla distanza e ci apprestiamo a vivere nuove emozioni nei prossimi 45 minuti e siamo partiti con il cronometro, primo possesso per il Gela nella seconda frazione di gioco, lancio lungo per Savassa, stavolta a favore di vento sono i gelesi, Gigante sulla destra, il tiro ed è gol, e c'è il gol di Gigante, ci aspettavamo insomma i grandi nomi, segna un ragazzo. Sì, tra l'altro ha fatto un gol veramente molto bello, la conclusione è simile a quella di Cari, una parabola a giro soltanto con esito diverso, la sua è finita in fondo alla rete mentre il tiro di Cari è andato sul palo. Arcidiacono allunga Gigante che è sempre più protagonista di questa partita, il protagonista che non ti aspetti, Sessa la mette in mezzo per Vincenzi e c'è il secondo gol, e secondo me influisce anche la partita di Coppa Italia. Non credo in questo momento credo che il Gela, dopo aver trovato il gol, ha trovato veramente la fiducia che nel calcio secondo me è una componente molto importante. 3 mesi fa insomma era tutt'altro Sciacca e tutt'altro Gela, Gigante, la palla in mezzo, Cheba la battezza fuori, Camarà metterà il pallone in mezzo, siamo sul lato destro d'attacco dello Sciacca, può essere un fattore questa punizione, potrebbe riaprire la partita, Camarà, e Colace fa il miracolo e poi un ulteriore miracolo, fortunato il Gela, veramente fortunata questa squadra oggi. E poi Mistretta, vice capocannoniere nel 2023, attenzione, palla in mezzo del Gela. Ci sono 2 vecchi lupi come Zappalà e Giuliano, ancora lo Sciacca in avanti, Di Mercurio, peccato, questa occasione poteva metterla in mezzo, doveva alzare la testa, peccato, perché riuscivamo dopo tanto tempo a presentarci dalle parti di Colace. Di Mercurio perde palla, Brugnone, ancora Brugnone, troppo solo, lo Sciacca non spazza il pallone con Sinacori che dimostra grandissima personalità nonostante la giovane età. Pallone in aria, Cari, la spizza di testa c'è il fuorigioco di Mistretta, Camara, Erbini, palla in mezzo e sbuca Cipolla, ma per quello che hanno fatto in campo hanno fatto veramente male ai neroverdi. Gigante ci prova, controlla che va. 23-31, pallone in mezzo, Colace esce di pugno, il tiro poi da parte di un giocatore dello Sciacca e palla fuori. Vedo Camarà sul pallone, facciamo questo gol, Camarà, colpo di testa di Modù, non c'è fortuna. Va bene così, tutto è tornato nella tranquillità. È finita, il Gela. Buonasera a tutti e in bocca al lupo al direttore per questa sua nuova avventura. Se serve un Coca-Cola io sono a disposizione. Dario Arena. Già diciamo che Mi sembrava che stavi salutando di nuovo, detto impazzito. no. Salve. Ti saluta, quindi ti chiede lavoro se Mitico, ce ne dai. fosse. Ciao ragazzi, bravissimi Piero Gatto, ciao Piero. E poi, Bravissimo lui, possiamo dire bravissimo lui, visto che è in testa. esattamente, adesso ne parliamo con Aurelio. Francesco D'Antoni, buona serata a tutti voi, un saluto particolare al direttore Aurelio, quindi Francesco D'Antoni, il presidente del Casteldaccia, con il quale ti lega anche un rapporto familiare. E allora, abbiamo visto la vittoria tra l'altro bellissimo gol, il primo da parte del tuo gioco Vincenzo, non ricordo come si chiama, no? Gigante. 2-0 che diciamo vi permette di restare attaccati alla capolista Atletico Palermo
diciamo, Aurelio, tu sei adesso il direttore dell'area tecnica del Gela, ma chiaramente hai iniziato il percorso, la stagione, comunque sia come direttore sportivo dell'Atletico Palermo. Abbiamo visto l'annuncio, poi dopo qualche settimana, non so se siamo arrivati al mese, è arrivata diciamo, la separazione consensuale tra te e la società. Quindi è chiaro che non possiamo non parlare di questo argomento. Voglio capire da parte tua cosa è successo, quali sono stati, diciamo, i momenti pre, durante e post, diciamo, separazione con l'Atletic, se ci sono stati degli strascichi, insomma, la tua versione dei fatti. Tanto non vedevi l'ora di Non fare vedevo questa l'ora. domanda. No, diciamo che intanto non è stata una separazione consensuale perché io dall'Athletic non sarei mai andato. Che in estate con Gaetano, con Conte, col presidente abbiamo parlato, ho sposato questo progetto e quindi l'ho fatto con tutto me stesso, ma come con tutte le cose che faccio, quando prendo una decisione la faccio do corpo e anima e molte volte forse esagero in quello che faccio. Poi insieme a Giampiero abbiamo fatto la squadra, abbiamo costruito una grande squadra perché non si può negare che l'Athletic è una grande squadra. E poi c'è stato qualcuno in società che ha deciso di mettere fine a questo rapporto di lavoro. Ha detto o lui o io. Ancora vorrei capire i motivi, però diciamo che l'Athletic è il passato. Ho messo un punto enorme. Quello che mi è successo mi ha anche fortificato. C'è stato un momento in cui ho pensato anche di smettere di fare calcio, ma perché è stata più una cosa legata a livello sentimentale, Eri deluso, diciamo. della delusione sentimentale per quello che comunque io avevo tante situazioni che mi avevano chiamato a fare anche di categoria superiore, però avevo sposato in pieno questa cosa perché la sentivo mia. L'unica differenza è che io ancora ero legato alla situazione Resuttana San Lorenzo, Esatto. però posso dire che il Resuttana San Lorenzo è una cosa e l'Atletico Palermo è tutt'altra cosa. Quindi da quel 22 agosto, 20-22 agosto, ho messo un punto con l'Atletico Palermo e ora mi trovo a Gela e lavoro per la società del Gela e spero di vincere a Gela. Non so se finisco un'altra domanda, io l'avrei, però chiaramente Falla. la faccio. Perché ti vedo proprio seduto sugli Sì. spillini proprio. No, intanto saluto quelli che stanno continuando a scrivere. Sebastiano Pecoraro, buonasera a tutti. Enzo Palmeri, buonasera ragazzi, un abbraccio per voi tutti. E noi Iano lo vogliamo collegato fino alla fine Sì. perché sappiamo che E Iano ti dice anche complimenti. a proposito di Deus Ex Machina, Grazie, diciamo, grazie. Iano è uno che lavora con Aurelio e anche con tanti altri direttori in maniera eccellente come al solito. Gaspare Mannoia, poi ti avvicino un po' il microfono quando parli, così ci aiutiamo i telespettatori ad ascoltare meglio. Diciamo nel periodo tra diciamo, la separazione con l'Athletic e diciamo, il nuovo incarico col Gela sono passati diversi mesi nei quali hai ricevuto delle offerte anche per diciamo, andare in qualche società e anche un lungo corteggiamento, secondo me, se non ricordo male, anche del Gela, che poi alla fine, dopo un periodo, hai deciso di accettare. Quindi la domanda sorge spontanea: hai accettato Gela perché? Perché, diciamo, no, dici perché, ecco, senza... Sì, diciamo che nei mesi di stacco ho avuto, ringraziando Dio, sempre calcisticamente parlando, un po' di richieste da tante società, però volevo aspettare per appunto prendere una decisione per un progetto importante. Il Gela ci siamo sentiti con Alessandro tante volte, già da subito quando sono andato via dall'Athletic, Alessandro mi è stato anche vicino in questa situazione un po' che mi è venuto a capitare e lui mi ha fatto qualche battutina, ma perché non ti avvicini? Comunque sia, Gela per te ci sono le porte aperte. Inizialmente era una cosa che, ti dico la verità, vedevo in maniera, cioè non riuscivo perché ero troppo legato ai ragazzi dell'Athletic, perché quella squadra me la sentivo
me la sentivo mia a 360 gradi. E quindi dentro di me è come se facevo uno sgarbo ai ragazzi. Ah, ok. Non che ora non sono legato ai ragazzi, io sento tutti, ho contatti con tutti, voglio a tutti bene, veramente, proprio un bene vero e naturale. Poi ho un attimino messo da parte il cuore e ho deciso più per me e ho pensato a me. E quindi ho sposato appieno questo progetto perché è un progetto forte, un progetto fatto di persone che veramente mi hanno stupito, dal primo all'ultimo, la tifoseria, la piazza, la società, il presidente, hanno quella voglia di calcio che per forza di cose ti trasporta, Ti quindi fa innamorare. ti fa innamorare veramente. Francesco. Allora, ecco, io volevo soffermarmi proprio su questa cosa dell'ambiente, perché ehm, ti ho seguito lavorare, abbiamo anche lavorato fianco a fianco a Misilmeri, Misilmeri, Palermo, prima parte col Resultana, Palermo seconda parte, San Cataldo, e tu ci parlavi dell'ambiente di Gelor a microfoni spenti, come appunto un ambiente molto passionale, ma sempre tenendo le distanze, ma trasferendo amore e basta praticamente, senza voler essere, diciamo così, oppressivi nei confronti di chi lavora per portare avanti la squadra. Dici un po' l'ambiente e anche magari facendo un confronto non tanto sull'ambiente palermitano che giocoforza non è colpa di nessuno, magari c'è meno trasporto a livello proprio di pubblico, vuoi per le porte chiuse, vuoi per tanti altri aspetti, magari proprio rispetto ad altre realtà come San Cataldo, come la stessa Misilmeri che comunque finché c'è stata la possibilità di aprire le porte al pubblico ha seguito la squadra e dici appunto un po' come sei stato accolto e come e che seguito c'è intorno a questo Gela, perché noi dalle immagini vediamo stadio pieno, tu ci parlavi di tanta gente che viene anche a vedere gli allenamenti. Sì, diciamo che è la classica città dove il Gela è il Palermo della Serie Sì. B che c'è a Palermo, quindi per i gelesi e la cittadina il Gela è la prima squadra che esiste, che esiste. Quindi da subito ho percepito quella voglia di calcio, ma anche sugli spalti. Ho visto qualche partita fuori, sono stato ospite del Gela che sono andato a vedere quando c'è stato lo scontro diretto Gela Athletic e onestamente mi sono emozionato anche se non ero ancora al Gela, quindi però mi sono emozionato nel vedere il tifo, la correttezza del tifo, proprio le giornate di sport sano e pulito. E mi hanno trasmesso tanta voglia, lo percepisci proprio dai bambini, le famiglie, i tifosi, gli ultra, proprio quella voglia di lasciare queste categorie e fare categorie che veramente fanno parte di altri palcoscenici. Ecco. Quindi poi la società, un po' tutto, lavorano in simbiosi per cercare di dare a Gela quello che realmente merita. Bene, abbiamo, diciamo, mettiamo in stand-by un po', diciamo, domande su Aurelio Gela, anche perché abbiamo degli altri contributi da far vedere, ma non sono finite chiaramente qui le domande perché abbiamo tantissime altre curiosità da chiedere al nostro Aurelio, però intanto andiamoci a vedere il successo per 4-0 dell'Atletico Palermo sul San Giorgio Piana. Il trequartista della formazione di mister Filippo Raciti. Buon Giovanni.
nel solito duello con Visconti, propone un pallone in area di rigore per Micoli, la stoppa, può calciare! Pallone alto sopra la traversa, ci ha provato il Tanque. Via dalla difesa del San Giorgio, piano qui Maltese con il tacco, Torres di testa ad anticipare un altro Torres, qui Salazar mantiene il pallone in gioco, vuole lo scambio con Flores, entra in area di rigore il numero 80, il tocco dentro per Bongiovanni con tutta la tranquillità del mondo, sinistro all'angolino alto, 2-0 per l'Athletic Club Palermo, lo segna Bongiovanni su una gran giocata del duo Salazar-Flores. Valenza lo recupera, Flores la domestica, tocca dietro per Valenza, tocco per Flores, occhio può calciare invece il tocco per Concialdi, rimane il pallone per Micoli, anticipa tutti, poi arriva Spinola, Lamin si supera e concede il corner. Azione fantastica tutta in velocità, tocchi brevi, scambi rapidi, qui Concialdi va con il suo mancino in area, colpo di testa e il pallone finisce in rete, 3-0 per l'Athletic Club Palermo, la traiettoria magnifica di Concialdi e il colpo di testa imperioso di Pedro Torres. Di Graziano di prima, il tocco per Torres e Sangaré ad alzare la traiettoria, qui Micoli stoppa il pallone arrivato per Pagia che calcia, deviazione, Romano deve impegnarsi pure lui, pallone in corner senza problemi, fa ripartire Sangaré che ha tanto spazio davanti, il numero 38 avanza, c'è Concialdi, Sangaré però preferisce ricominciare da Flores, è ancora viva l'azione dell'Athletic Club Palermo, pallone largo per Spinola, punto all'area di rigore, cerca Micoli e il pallone passa e finisce in rete con il tocco di Micoli, o forse il gol da segnare a Spinola, ma poco cambia, 4-0 per l'Athletic Club Palermo sull'asse argentino. Arrivano messaggi anche da Gela, c'è Emanuele Ferrera che scrive: il Gela viva per il calcio ma non troppo per colpa di pseudo dirigenze che hanno fatto sì che l'amore verso la squadra venisse meno. Chiaramente non parliamo di quella attuale che è molto legata alla squadra, all'ambiente, e Aurelio poc'anzi ce ne ha dato dimostrazione, però Emanuele scrive: non molliamo di certo, statene certi, anche se siamo tra le squadre più fallite d'Italia a livello, diciamo, di appunto di dirigenze che si sono susseguito, ma non molliamo, statene certi, quindi questo vi fa capire l'amore che c'è per il Gela nonostante tutto. Abbiamo anche l'ultimo diciamo contributo video che prima di vederlo chiaramente ci lega anche per una diciamo rapida analisi di quella che è la classifica medio-bassa, non perché il Misilmeri fa parte di questa classifica, anche perché è tutt'altro, ma perché lo è il Castelbuono, che sta comunque sia facendo bene, ha dimostrato ieri di essere una squadra che non molla mai, con gente molto brava, con questi giovani, ancora una volta Cabrera ha fatto vedere di che pasta è fatta, il classe 2005 che ieri ha preso, non ricordo male, 1 o 2 traverse sul calcio di punizione, due legni. Calcio di punizione, a proposito di questo, non del giocatore, ma della classifica medio-bassa, volevo un'opinione da parte di Aurelio. Aurelio, noi abbiamo visto, se il buon Salvo ci fa vedere appunto la classifica, una pubblicità, noi abbiamo visto che c'è tra la diciamo, vediamo, la quinta classificata, che è il San Giorgio Piana, che è a quota 20, e come diceva bene Francesco Loratoro Menino, che è a quota 12, ci sono diciamo 8 punti tra la quinta e la penultima, praticamente ci sono 15 squadre, 14 squadre in 8 punti, e se restringiamo ancora questa diciamo distanza tra il diciamo il Partinico e la Parma, ci sono 6 squadre in 2 punti. Quindi ti voglio chiedere, in questa bagarre, in questa lotta che coinvolge Castellammare, Accademia Trapani, Partinico, Casteldaccia, San Vito, Folgore, Parma, insomma, come la vedi? Qual è la tua opinione di queste squadre che, come si suol dire, non sono squadre dove tu vai a vincere sicuramente, magari in casa loro, ma che comunque sia ti danno sempre fastidio, sono quelle famose outsider.
Ma io penso che a differenza degli anni passati, quest'anno il campionato è molto livellato. Basta pensare che comunque vedi il Lascari che ha 5 punti, però pensa in grande, ha preso un allenatore importante come Esatto. Davide Boncore, ti fa capire che comunque sia c'è la voglia e la progettualità per fare cose importanti. Se noi pensiamo che 3 settimane fa il Casteldaccia, il presidente che saluto, e ricambio i saluti che mi ha fatto, si trovava in delle situazioni un po' critiche, ora con 2 vittorie, si trova in una situazione più tranquilla. Quindi diciamo che, come ho detto tempi non sospetti, secondo me sia per quanto riguarda la vetta che la parte eh, medio-bassa sarà un campionato giocato punto a punto, non ci sarà la squadra che ammazza il campionato o comunque la squadra che ehm, sarà retrocessa già a dicembre. Abbiamo visto il San Vito, io il San Vito l'ho visto domenica da noi a Gela, ha fatto una grande partita, ha portato via un punto, ora ha giocato dentro casa e ha perso, quindi sono tante situazioni che domenica dopo domenica, lo stesso posso dire del Marsala, Marsala è un allenatore come Bruccoleri che non lo devo far conoscere io a chi ci segue e al mondo del calcio, quindi a differenza degli anni passati è un campionato molto livellato e si giocherà fino alla fine. Secondo me questo divario ci sarà fino alla fine. Adesso, a proposito di divari, a proposito di scontri non per nulla scontati, andiamo a vedere Castelbuono-Misilmeri e poi ne parliamo anche con Francesco che avrà magari qualche notiziola in più appunto sul Misilmeri che vinceva 2-0 e poi alla fine ha pareggiato 2-2 e ha rischiato anche di perdere. Vediamo le immagini. Le botte morali danno tantissima forza per continuare a lottare per i sogni, anche quelli che non erano messi in conto. Amici di Sportisti di Ciao, da Salvo Geraci siamo live dal Luigi Failla di Castelbuono, provincia di Palermo, e super giovane Don Carlo Misilmeri, 13ª giornata del girone A di eccellenza siciliana. Sannasardo non può appoggiare il piede e dunque finisce dopo 6 minuti la partita di Sannasardo al suo posto cintura. Qui c'è il tiro da fuori, super gol di Luigi Mendola che sorprende proprio man mano e fa 1-0. Al primo tiro in porta può andare, pallone in mezzo sulla traversa, poi colpo di testa. Marrone, profondo verso Villetta che ci prova con il sinistro al volo, il pallone rimane in aria, lo raccoglie Zummo. L'arrivo da parte della Misilmeri, Tripoli in aria, dove c'è Mendia in mezzo verso Maltese, anticipato sul più bello Lavardera. Cerca di andare incontro Tripoli, allarga per Mendola, il cross in mezzo, pallone a Tripoli in aria, stava andando a piazzarla Lavardera, si accentra, gira, il solo Gambino in area, calcio da fermo, tiro respinto, Lavardera, pallone morbido di cintura, l'aggancio di Messina, calcia Messina, il gol del 2-0 di Leonardo Messina, trovato l'angolino, fischia l'arbitro, Cabrera scheggia la traversa, allora arriva Orozco, fallo da dietro da parte di Cintura, espulso Cintura, Misilmeri in 10, Pennisi la prende Villetta, calcia da fuori, cross in mezzo, secondo palo, non è l'occasione per Aiello, per Mendola, e adesso Lavardera la ridà a Mendola, cross ritratto, Tripoli a mano, Orozco gira da Mendia, serve dietro Orozco, l'inserimento da parte di Mendia, Mancino in mezzo, Cabrera non tira,
Ancora Cabrera. Si accentra, decide di calciare. Zummo in calcio d'angolo. Qualcosa di più. Orozco in mezzo di testa. Marrone. Serve Ronde, che poi effettua questo passaggio lungo, la alza. Occhio che il vento può sempre incidere. Cotugno, palo! Il pallone va dall'altro lato, spazza Muzzo. Orozco. Pallone per Maltese, calcia fuori. La prende Cabrera in anticipo sul Messina. Tanti uomini in quella zona, Cabrera la fa arrivare in avanti per Cotugno! Il gol di Cotugno accorcia la super giovane Castelbuono. Il gol. E adesso la super giovane può crederci. Parte Cabrera, adesso giro traversa. Un'altra per la super giovane. Il cross in mezzo di Orozco, l'intervento in rete per la super giovane Castelbuono, tutti in campo per il gol, il 2-2. Thomas Prestiani, il cross in mezzo, gira il pallone, scorre. Parte Orozco, si cerca proprio il capitano, il colpo di testa di Prestiani, salvato all'interno dell'area ma c'è fallo in attacco. C'è il triplice fischio ufficiale, il 2-2. Rientriamo dunque 2-2 al Failla con la squadra di Vittorietti che ha ripreso la partita così all'ultimo respiro, con tra l'altro aneddoto che potrete anche leggere e sentire su Sportisili di Marco Vittorietti, che ha detto: Prestiani non era previsto che giocasse, poi ci siamo guardati negli occhi al momento in cui c'era recuperare il risultato, ha detto vatti a fare questi 20 minuti, e lui alla fine li ha monetizzati portando un punto aspettato al netto di delle assenze. Comunque erano assenze importanti, anche numerose: Romano, Cosentino, Capozzucchi e l'attaccante tra virgolette, sappiamo penso tutti di chi stiamo parlando. Aurelio, assenze importanti, però una Don Carlo che anche con l'uomo in meno ha un po' ceduto il passo e gli è mancata quel pizzico così di coraggio per tenere il risultato. Conoscendo Tommaso Napoli, secondo me questo è un pareggio che sta di sconfitta e che non digererà sicuro, perché quando vai in vantaggio per 2-0, anche con l'uomo in meno, la pareggi e rischi anche di perderla, perché dagli highlights e dalle azioni che ho visto potevano anche perderla, è tosta. Io ti dico la verità, immaginavo che il Misilmeri andasse a vincere a Castelbuono, perché comunque sia il divario della rosa è evidente. Però complimenti a Castelbuono che non ha mollato mai e ha riportato una partita che era quasi persa. Io sul Castelbuono una domanda la farò ad Aurelio, perché noi parliamo, vediamo, soprattutto in questi ultimi anni, una proliferare di giocatori in campionato d'eccellenza che vengono da altre categorie. Ne sei stato protagonista tu fino a quest'estate all'Atletica, ne sei stato protagonista a Misilmeri, perché non dimentichiamo che il tridente di quella Don Carlo era Iraci, Concialdi, Balistreri, non gli ultimi arrivati, ma più in generale ormai è sempre più forte la presenza di giocatori che hanno fatto la D, qualcuno ha fatto anche professionismo in eccellenza, anche in promozione. Mentre già da un paio di anni Ivano Vetere a Castelbuono si fa portatore di quello che io ho ribattezzato il mercato creativo, cioè andare a prendere giocatori magari anche con l'aiuto di intermediari, missari da paesi del Sud America, da paesi comunque non italiani, non europei nella maggior parte dei casi, e alla fine porta fuori giocatori di spessore. L'anno scorso è toccato a Torres, è toccato a Grandis e tanti altri. Quest'anno c'è questo Cabrera che fa faville, c'è questo Orozco che è un altro 2005 molto forte, e anche tanti giovani. Mi viene da pensare a Mammano, il portiere del 2006, che però è italianissimo, ovviamente sicilianissimo. Ti volevo chiedere se effettivamente questa può diventare, al netto di quella che è la mania esterofila che ormai ha toccato l'eccellenza, ha toccato il calcio siciliano, il calcio dilettantistico, se può diventare anche una via per chi naturalmente sa maneggiare il prodotto con cura, perché gli intermediari lasciano a volte il tempo che trovano, se può diventare appunto, dicevo, una nuova via per fare mercato senza investire cifre di cui magari non si dispone,
per cercare così un po' di spezzare la monotonia, di andare a prendere magari il giocatore un po' più vecchietto, che magari chiede meno di ingaggio, per avere comunque una buona resa nel corso del campionato. Questa domanda che mi hai fatto tu ha suscitato un dibattito con Ivano, appunto, in un post che aveva scritto su Facebook. Io penso che se una società ha un progetto importante che vuole provare a vincere, dico provare perché scontato non c'è niente, quindi se vuole provare a vincere non può fare delle E scommesse, poi ne vince una sola, tutte le altre hanno perso. al di là di questo. Non può fare delle scommesse. Quello può succedere in delle società dove comunque hanno dei progetti meno ambiziosi, che non puntano a vincere e quindi ci sta come il Castelbuono, che secondo me alla lunga si salverà tranquillamente, magari proverà ad arrivare fino all'ultimo per fare i playoff e ha messo dentro giocatori che vengono al di là delle nazionalità, perché poi la verità è che i giocatori che vengono da fuori hanno, a differenza dei giocatori italiani, dei nostri giocatori siciliani, hanno la fame, perché vengono qua sapendo. Io una volta ho preso un giocatore argentino, ma guardate, mi ha detto a dire, io sono qua perché ho fame. Io sono qua perché il prossimo anno devo guadagnare di più, tra 2 anni devo guadagnare ancora di più. Quindi quello che un po' manca al giocatore italiano, al giocatore siciliano, comunque il giocatore che... Però sappiamo che magari, come è successo l'anno scorso, 2 anni fa a Misilmeri, come è successo quest'anno all'Atletico, a Gela, sono dei giocatori, vai a costruire per qualcosa di importante con dei giocatori che già conoscono la categoria, che sono abituati a vincere, perché poi la verità sta lì. La sorpresa sicuramente vedi il ragazzo, il numero 10 del Castelbuono, Cabrera. Cabrera, che è un gran giocatore, si vede che è un gran giocatore, però a giugno era una scommessa. Ora si è affermato ed è un grande giocatore che dai prossimi anni diventerà un nome importante per le società siciliane e spero anche di categorie superiori. A me sta ricordando molto, lo dicevo credo 2 settimane fa, mi sta ricordando molto la storia di Ido Iaga, che quando arrivò all'Igia Virtus il primo anno era un perfetto sconosciuto, adesso in eccellenza è una certezza. Una certezza, assolutamente sì. E tra l'altro anche quei 2 o 3 che hai menzionato poc'anzi, Torres, Iantus, Bravo. Bonamaison, insomma, stanno facendo ben parlare. Direi di andare a chiudere il discorso eccellenza da un punto di vista del campo, andando a leggere quelli che sono i risultati del girone B di eccellenza. So che è una cosa che piace fare a te, anche tra l'altro che è un girone che Aurelio segue molto attentamente, anche perché diciamo Ha appena pescato appena quel pescato girone. da quella parte, quindi è ufficiale, quindi non possiamo nasconderlo, ma dico, Privitera l'abbiamo preso da quel lato, Aurelio, Ha quindi giocato, quindi ha giocato, quindi vediamo quello che ha fatto il Vittoria, il Modica, insomma, là ci sono delle società, anche il Milazzo che seguiamo con Grazia Bognani. Vittoria non se l'è passata benissimo sto weekend perché ha perso in casa dello Ionica 3-2. Andiamo a vedere più in generale, partendo dagli anticipi del sabato, Real Siracusa Belvedere Gioiosa 0-1, stesso risultato di Mister Bianco Mazzarrone, poi 4-0 del Palazzolo sulla Leonfortese, 0-0 Travola e Milazzo, 1-3 della Leonzio contro l'Imesi Atletico Catania, 3-2 dello Ionica sul Vittoria, 4-0 del Modica dell'appena menzionato Ido Iaga contro l'Aci Sant'Antonio, 0-0 tra Nebros e Rosmarino, classifica che vede il Milazzo a quota 30, rosicchia un paio di punti il Modica essere a 26, poi Avola 25, bella realtà l'Avola tra l'altro di mister Sirugo, 24 il Vittoria, 22 Atletico Catania e Nebros, poi Gioiosa 21, Ionica 19, Rosmarino 16, Palazzolo Leonfortese 15, Leonzio Sant'Antonio 13, Mazzarrone 7 punti, Real Siracusa 6, Mister Bianco 5. Ricordo che Ionica e Mazzarrone hanno un punto in mezzo. Tra l'altro contento della vittoria del Mazzarrone di mister Sasaut, Sì. comunque sia, è stato Prima vittoria, se non prima sbaglio. vittoria, insomma, sono a 7 punti, diciamo, erano ultimi in classifica, quantomeno rialzano un po' la china e fa bene, diciamo, da un punto di vista morale e dell'autostima. C'è un messaggio di Enzo, ne parliamo di Sferruzza, una scommessa vinta. Assolutamente sì. L'anno scorso più che altro era una scommessa perché veniva alla promozione, ma
più che scommessa, Sferruzza è una certezza ormai. Voglio riprendere il Bonenzo, che Sferruzza scommessa non lo è. Tra Perché l'altro c'è Marco Mineo che è ancora a casa che si strappa i pochi capelli che sono rimasti e che ne parlava anche qua. Sì, ma già Aurelio, che è una persona che di calcio ne capisce, l'anno scorso ne parlavamo, proprio di Sferruzza. ma già un po' d'anni Sì, che un po'. Sferruzza nel calcio dilettantistico dice la sua. Probabilmente ha avuto un attimo di, diciamo, down quando ha avuto il problema al ginocchio Proprio, grave. no, non è stato al ginocchio, ma è stato la tibia, se La non tibia, erro. sì, ok. Proprio contro di noi, Contro... amici Ilmeri, un Sì, infortunio grave. sì, In quel momento gli sono stato anche vicino perché era proprio sotto la panchina, ero in panchina, un contrasto di gioco con con Giovenco, Giovenco. è caduto a terra, ha sentito un rumore. Pazzesco, sì. Infatti ho prestato la mia vicinanza nei giorni e nelle Mm. settimane successive perché, a parte che è un giocatore eccezionale, ma è una persona, un uomo Sì. fantastico, quindi non è una È scommessa. una certezza, e ora ancora di più col fatto che guida la classifica dei cannonieri del girone di eccellenza con 9 gol, l'ultimo ieri contro il San Vito che è balzo tra l'altro 3 punti. Passiamo alla promozione, caro Sì? Francesco, perché non abbiamo immagini da far vedere, ma abbiamo grafiche da mostrare, grafiche molto importanti perché, insomma, intanto una cosa allucinante che ho saputo stamattina, praticamente la promozione è finita, l'andata, ora si fermano un mese. Questa è una cosa clamorosa perché praticamente dall'8 dicembre se ne parla, il 5 gennaio tornano in campo, quindi praticamente fanno un altro mese di preparazione, si può Sì, dire. però alcune giocheranno in Coppa, tra cui il Sì. Bagheria. Sì. Credo anche il Regina Mundi, se non sbaglio, adesso devo andare a controllare. Questo non lo so, però sta di fatto che per il 90% di squadre si fermerà un mese il Sì, campionato. sì. Sì, Sì. anche Regina Mondiale. Bagheria e Regina Mundi sono ancora in Coppa. Magari Regina Mundi, che sono le due squadre in testa alla classifica, no, perché da questa settimana c'è il Montelepre, che come giustamente detto Mister Guida in un post su Facebook è campione d'inverno. Zampata, diciamo, colpo di coda all'ultima giornata, perché? Perché che è successo? Il Bagheria ha pareggiato 0-0 nel match di sabato contro l'Aspa, tra l'altro l'Aspa ha avuto anche un rigore che Megna ha sbagliato, o meglio Cagnina ha parato, il rigore per portare il vantaggio all'Aspa. Il Bagheria invece non è riuscito a sbloccare il risultato nonostante un palo di Lucera in apertura e poi tante varie occasioni, comunque uno 0-0 giusto. E anche perché Regina Mundi non è andato oltre l'1-1 in quel di Alcamo, appunto contro l'Alcamo, quindi diciamo non ha fatto nulla per superare il Bagheria o comunque sia avvicinarsi, cosa che invece ha fatto il Montelepre, che è riuscito a ribaltare l'iniziale svantaggio in casa del Borgetto, contro il Borgetto Giardinellese, vincendo 2-1, e quindi leggo anche gli altri risultati: il Cus che ha battuto 1-0 il Bagheria 90-0-11, il Renzolo Piccolo che ha fatto il colpaccio al Pisani contro lo Sport Palermo, il 3-1 del Frugatore sul Bardenice del neotecnico Giovanni Comito, a cui diciamo un grande in bocca al lupo, e poi la vittoria della Margheritese in casa del Mazzara, per una classifica, come vedete in grafica, che vede il Montelepre primo in classifica con 31 punti, grazie a 10 vittorie e un solo pareggio con 2 sconfitte. Il Bagheria, che ha perso una partita solamente, ne ha pareggiata 2 in più rispetto al Montelepre ed è dietro appunto i ragazzi di guida di un punto a quota 30. 27 Regina Mundi, che quindi è staccato di 4 lunghezze dal Montelepre, 22 Cus, quindi già un po' più staccate, 19 Aspre Alcamo, 18 Fulgatore e Margheritese, 16 Sport Palermo, 15 Borgetto, 12 Bagheria 90-011, 10 Mazzara, 9 Renzolo Piccolo e 6 il Valderice. A proposito di questa classifica, caro Aurelio, ti faccio una domanda che diciamo racchiude un po' tutti gli argomenti che abbiamo parlato anche poc'anzi, come diciamo la questione mercato barra stranieri, perché nel Montelepre c'è un ragazzo che si chiama Ignazio Pierce, che è capocannoniere del girone A di promozione insieme a Lucera, quota 10 gol, che sta facendo un gran parlare di sé con il Montelepre, che sta portando il Montelepre praticamente a stazione nelle parti nobili della classifica del girone di promozione. Quindi ti volevo chiedere se ti aspettavi alla fine del girone di andata il Montelepre in vetta a questa classifica al girone di eccellenza, e ti aspettavi questo esploit di Pierce, se lo conoscevi o se comunque si è imparato a conoscere.
Allora, io ho parlato tanto con Piero Gatto di questa realtà che si è creata a Montelepre. Naturalmente ai nastri di partenza tutti davamo Regina Mundi e Bagheria come le due squadre che si isolavano, ma io ci ho sempre creduto. Il Montelepre è una squadra allenata da un allenatore che io ho una stima Questo lo volevo immensa. dire, infatti tu stimi molto Peppe, lo dici Tanto sempre. Peppe Guida perché è un lavoratore che da sempre ha messo tanta dedizione e impegno su quello che fa, al di là delle situazioni piacevoli, esoneri, Sfortunato. sfortunati, però da sempre, infatti abbiamo anche un dialogo, ci sentiamo, parliamo di calcio perché è la cosa che poi è bello fare. Quindi ho parlato con Piero Gatto e mi ha parlato tanto di questa società in realtà che si è creata a Montelepre, dell'attaccante e anche del portiere, perché se non ero anche il portiere è straniero. Sì? L'ho visto qualche volta, ti dico, so come lavora appunto Peppe Guida e non mi stupisce niente. Mi sarei aspettato qualcosina in più da Regina Mundi perché è una squadra di giocatori che sanno vincere. Inutile citare i vari nomi: Marco Bordignon si chiama Clemente, il portiere, Bordignon, esatto, sì. Marco Clemente, Peppe Duro, Giovenco che ha avuto l'infortunio ma che sta rientrando, quindi la squadra è forte, ma come lo è il Bagheria. eh, Pensiamo che a Bagheria c'è un giocatore come il Lucera, che io ammazzerei, perché l'ho avuto e vederlo in queste categorie è, è proprio una pugnalata al cuore. Quindi ti fa capire che comunque anche in promozione il livello si inizia ad alzare notevolmente. Francesco, ma anche a te volevo chiedere, ne abbiamo parlato, abbiamo avuto Angelo Tomasello qui ospite dei nostri studi. Abbiamo avuto Gigi Prestigiacomo, prossima settimana magari Ci proviamo. ci proviamo a portare qui qualcuno del Montelepre. Ti aspettavi, ne parlavamo veramente 2 o 3 settimane fa dello strapotere del Bagheria, che è una questione che è successa tutta in pochissime settimane. 3 pareggi consecutivi del Bagheria, addirittura 2 pareggi e una sconfitta da parte del Regina Mundi, 3 vittorie consecutive del Montelepre. Tutto ciò ti porta appunto la squadra di Mister Guida in testa alla classifica. Eh sì, è una situazione che magari in pochi si aspettavano all'inizio della stagione. Magari si tratta di un passaggio a vuoto, forse più del Bagheria che del Regina Mundi, perché comunque Regina Mundi noi lo stiamo seguendo, sta avendo tanti problemi a livello di infermeria, la squadra di Cipolla, e quindi forse non si è mai visto a ranghi completi all'inizio della stagione perché esce in mesi, poi recupera in mesi, si infortuna a Giovenco, poi torna a Giovenco e se ne infortuna. È subentrato adesso anche Mustacciolo, è subentrato Matias Morales, quindi è una squadra in continua evoluzione. Anche il Bagheria ieri ha ritrovato Giorgio Stassi, se non ero Sì. sicuramente convocato, non so se ha giocato. Ha recuperato da poco Manfredi Di Giorgio, che a proposito del discorso che faceva Aurelio su Lucera, è un altro crimine avere Manfredi Di Giorgio in promozione. Fortissimo. Ma tanti comunque giocatori che è un po' il discorso che facevamo prima sui giocatori ormai fuori categoria che vanno a giocare in promozione. Io invece ad Aurelio volevo chiedere una cosa a proposito del Montelepre, perché ne parlavamo adesso non ricordo con chi, forse con Marco Mineo, è esattamente la stessa domanda che feci a lui, se l'essere adesso primi in classifica può galvanizzare, considerando che adesso c'è un mese di stop, può galvanizzare ulteriormente il Montelepre, sapendo che magari non hanno nulla da perdere pur essendo in testa, o se invece rischia di creare l'effetto opposto, ovvero sia caricare di pressione una squadra che magari sperava di fare bene, ma magari non si aspettava a metà campionato di essere in testa. Franci, io ti dico che al di là ora l'evoluzione del mercato, non so se andranno sul mercato, se i giocatori che sono a Montelepre saranno ambiti da società, perché comunque l'attaccante è un attaccante importante, il portiere, ma ci sono anche giocatori in mezzo al campo che stanno facendo bene, quindi questa è un attimino una cosa da capire, più che altro i movimenti di mercato. Per quanto riguarda invece le pressioni, non penso che a Montelepre ci sono queste pressioni che possono far sì di andare a creare situazioni spiacevoli. Io penso che
ripeto, conoscendo Peppe Guida, lavorerà come lavora sempre, partita dopo partita, settimana dopo settimana, e se la giocherà fino alla fine, pur sapendo che comunque chi è dietro ha qualcosina in più, perché anche lì è una persona che rispetta tanto sia i giocatori che le società e che tutto. Quindi, secondo me, lui se la giocherà fino alla fine. Potrebbe anche essere una sorpresa. Non sarà facile perché dai a Cesare quel che è di Cesare. Il Regina Mundi e il Bagheria sono due squadre costruite per vincere, vogliono assolutamente provare a vincere. C'è il discorso anche della Coppa, che comunque possono avere anche la chance tramite la Coppa, però io non do niente per scontato. Sì, sono d'accordo. Tra l'altro, io so per certo che entrambe le formazioni stanno muovendo sul mercato, sia Regina Mundi che Bagheria. Il Regina Mundi ha preso Pirrotta Ha Alessandro. preso Pirro, Sì. tra l'altro ha pure giocato, se non ricordo Sì, male, sì, sì, ieri. Il Bagheria so che sta, contrariamente a qualche settimana fa, giustamente, quando le cose andavano un pochino meglio, sta cercando di intervenire sul mercato in tutti i ruoli, tra l'altro, tutti i reparti, sia in entrata che in uscita. Chiaramente non avendo i nomi ben chiari, cioè non vogliamo mettere allarmismo né per i giocatori testati né per chi potrebbe muoversi, ma siamo sicuri e certi che entrambe le squadre faranno degli accorgimenti, perché chiaramente con un mese da qui in avanti da andare a lavorare c'è tanto da poter, diciamo, resettare, mentre non so come si muoverà il Montelepre, che chiaramente manterrà quella che è la base, e se vorrà aggiungere qualche cosina, penso che lo possano fare, come si dice, l'appetito viene mangiando, una volta che ti trovi lì, Arele no. Anche se dico è da pazzi andare a rivoluzionare, No, perché sì. se tu vai a fare qualcosina perché metti un po' di linfa in più, metti qualcosina in più, bene, ma rivoluzionare una squadra che ha fatto un girone d'andata come il Bagheria a grandi prestazioni è da pazzi. Ora dico Ciccio sa quello che deve fare, quindi non voglio insegnare niente, però secondo me le manovre da fare sono realmente poche. Ora c'è Pietro che mi scrive: Salvo non parlare, sto ridendo Piero Tarantino, io non parlo, come ho detto poc'anzi, però ho detto solamente che faranno dei movimenti sia Bagheria che Regina Mundi, poi vedremo di che si tratta. Poco fa Francesca ha detto la settimana centrale del mercato è quella più importante. Sì, perché chiaramente già le partite di ieri hanno dato, diciamo, una sorta di indicazione anche ai giocatori stessi, che da oggi si sentono come più, diciamo, liberi di poter decidere cosa fare del loro futuro, quindi chi ha parlato con le società, chi ha parlato con altre, diciamo, situazioni, e sicuramente questa settimana sarà molto importante per delineare quello che sarà il futuro di tutte le società di eccellenza e promozione, ma io sottolineo promozione perché ci sono squadre che veramente saranno ferme un mese e dovranno capire su chi poter, diciamo, contare per la seconda parte di stagione. Prima di fare la chiosa finale con Aurelio e fare un'altra raffica di domande, Francesco, quindi già vedo che ti stai caricando. Ti lascio proprio 2 minuti di tempo per andarti a... 2 minuti? No, 2 secondi. 2 secondi? Per prendere fiato, perché andiamo a leggere quelli che sono i risultati di promozione B, C e D, anche perché lì, soprattutto nel C, ci sono delle squadre con dei palermitani che potrebbero presto cambiare maglia. Vabbè, intanto leggi i risultati e poi ne parliamo. Tira la pietra e nasconde la mano, Leggi sempre e poi, così. Perché lui ricordati che è 50% DS e Sì. 50% giornalista, è proprio È la razza peggiore. sì, perfetta. Però io non voglio neanche dire qualcosa in anticipo perché lo dovete leggere domani o stasera su Sport. Sì, sì. No, stasera no, perché diciamo che Oh. abbiamo una lunga giornata, gradirei dormire. Domani, vai. Io e i miei collaboratori anche. Comunque, promozione B, dai, usciamo dall'impasse. Promozione B, 13ª giornata, Atletico Messina Mistretta 3-3, Monforte San Giorgio Sant'Angiolese 1-0, Città di Villafranca Messana 0-2, Orlandina Promende 1-0, Aluntina Galati 1-1, Nuova Rinascita Valdinisi 2-2, Polisportiva Sant'Alessio San Fratello Acquedolcese 1-7, per una classifica che vede Messana a 35, poi San Fratello 32,
Mistretta 25, Monforte San Giorgio 24, Orlandina 22, Villafranca 21, Valdinisi e Promende 20, Sant'Angiolese 19, Atletico Messina 12, Galati 10, Nuova Rinascita 9, chiedo scusa, 5 c'è la Luntina 2, Polisportiva Sant'Alessio, Girone C, Santa Vanerina, Santa Domenica Vittoria 1-2, San Pietro Calcio Giarre 0-2, Villa Rosa San Sebastiano Belpasso 2-0, Aragona Gemini 2-1, Camarat Casteltermini 4-0, riposto Serra di Falco 2-1, per una classifica che vede il Giarre sempre saldo in testa a 29, Camarat 27, Aragona 23, Nicosia 19, Santa Domenica Vittoria 18, Villarosa San Sebastiano 17, Gemini 16, Belpasso 15, Casteltermini 14, Serra di Falco e Calcio Santa Venerina 12, riposto 11, chiude senza vittorie il San Pietro Calcio a un punto solo. Girone D, Aci Bonaccorsi Priolo 0-3, Noto Calcio Atletico Megara 4-0, Era la seconda, Atletico Megara, che era la ricordiamo. seconda in classifica, Vigor Gela Ace Galatea 2-0, Niscemi Pro Ragusa 5-1, Santa Croce Aci Catena 1-4, Scicli Firgintini 5-0 e infine Canicattini Gimnica Scordia 2-2 per una classifica che vede sempre più da solo il Niscemi a 36, adesso sono 8 i punti di vantaggio su Atletico Megara e Priolo che ha 28, poi Pro Ragusa 23, Vigor Gela 22, Aci Catena 19, Noto 18, Santa Croce 16, Scicli e Gimnica Scordia 14, Canicattini e Friggintini a 11, Ace e Bonaccorsi 10, Ace e Galatea 9 punti. Eccoci qua, diciamo che il Niscemi già può giocare il girone di ritorno in eccellenza, girone B forse, quella parte, perché ormai praticamente, nonostante tutto, hanno solamente 8 punti, hanno... E il Niscemi anche la Coppa. E il Niscemi Io ho anche la visto il Coppa. calendario, hanno anche la Coppa. Quindi è quella classica... E ti dico che puntano a fare la doppietta. Potrebbero. Oppure quella classica squadra che si arriva alla fine e dice, vabbè, hanno vinto il campionato, quelli gli lasciano la Un po' come ha fatto il Vittoria l'anno scorso, che è arrivato in finale. Si fanno sempre i conti senza l'oste, come se a dire se io giocatore o comunque se io società non voglio vincere una finale perché già ho vinto il campionato. Cioè, per me... Io ti dico che con il Resultana noi abbiamo perso la semifinale di Coppa con il Modica, sì. abbiamo perso con un 5-0 proprio umiliante, anche io non ho dormito per una settimana, però là c'è stato un mese fermi, però... Nonostante tu hai il campionato l'avevi completamente già avevamo già vinto. Però come fai a giocare per una competizione che poi alla fine è anche più bella del campionato e rassegnare... No, non lo so, sono cose che io non ho mai capito. Io forse perché voglio vincere sempre, quindi non lo so. Chi fa sport deve competere e deve vincere rispetto a un avversario. Aurelio, calciomercato, tu hai preso 2 giocatori finora, comunque da quando sei arrivato tu al Gela. No, noi abbiamo preso. No, voi avete preso, sì. Da quando sei arrivato al Gela, il Gela ha preso 2 giocatori, uno è Privitera e uno è Giuliano. Giuliano chiaramente è un nome che ha fatto discutere, perché? Perché chiaramente è un giocatore che il Gela ha preso dall'Athletic Palermo, ma all'Athletic Palermo era arrivato forse quando c'eri tu o comunque sei a Resultana, quando no, non c'eri un anno fa. No, io ero a Misilmeri e poi Misilmeri era andato a San Cataldo. Perfetto. E lui Comunque è un giocatore legato a te, diciamo che tu conoscevi personalmente e quindi stimavi e ti sei diciamo richiamato a Gela. Per diciamo mettere a tacere delle voci che vogliono come se l'acquisto di Giuliano, quindi l'ingaggio di Giuliano sia dovuto al fatto che comunque sia avuto comunque diciamo mettere il bastone fra le ruote o comunque sia danneggiare una diretta avversaria, spiegaci più o meno la trattativa con Giuliano e diciamo l'idea di prendere lui come rinforzo del Genoa. Premesso che io sfido chiunque che fa il mercato solo per mettere il bastone tra le ruote a un'altra società. Non l'ho mai fatto, non ho mai preso un giocatore per concorrenza, ma Giuliano io personalmente insieme ad Alessandro, solo che Alessandro mi ha lasciato fare perché sapeva il rapporto che c'ho con Simone, ho chiamato e ho detto Simo, io ho firmato a Gela, sei aperto a una trattativa? Mi dai apertura o no? Gli ho detto anche, se mi dici no, ti capisco, ti stimo e ti apprezzo come sempre. E lui mi ha detto, non posso non dirti no, fammi l'offerta e parliamo. Ho parlato con il procuratore, con Iano, per fortuna mia, nostra, del Gela,
Simone ha accettato, ora è a Gela. Ma voglio puntualizzare questa cosa, non è stata una cosa fatta perché mi hanno chiamato, ora la guerra, va. Io non ho mai fatto guerra a nessuno, io semplicemente, come ho detto poc'anzi, l'Atletico Palermo è stato un punto. Ora faccio parte del Gela, lavoro per il Gela e sono orgoglioso di far parte del Gela e quindi devo dire gli interessi della società che mi ha voluto fortemente che ci lavoro. Quindi levando tutte quelle cose ho sentito tante cose a Infatti, livello economico, a barca di soldi, ma queste sono tutte cose che lasciano il tempo che trovano. Quindi Tutta fuffa. Io poi ho una domanda a me è piccante, quindi arrivato un uccellino nel frattempo, perché c'è il classico uccellino del mercato che mi ha detto che il Gela, visto che l'Aurelio non vuole che si parli alla prima singolare ma alla prima plurale, a Gela stanno trattando per un ex compagno di squadra di Santo Privitera, ovvero sia Davide Pettinato. Cosa c'è di vero, direttore, direttore dell'area tecnica? dico che Davide è indubbiamente un giocatore importante, che, sfido chiunque a non volere in una rosa, però ad oggi, te lo dico con la massima sincerità, non mi nascondo di niente. Ad oggi a Gela non è uscito completamente il nome di Davide Pettinato, anche perché so che Davide è andato a Vittoria, sta bene a Vittoria. Sicuramente il legame che c'è con Santo Privitera possa far capire che magari Santo è venuto da noi e quindi potrebbe venire da noi, però oggi ti dico che non si è parlato di Davide Pettinato, non escludo niente che magari domani si possa parlare, però con la massima sincerità che ti dico che ad oggi non abbiamo parlato di Davide Pettinato. che deve fare ancora il Gela per puntellare e definire chiuso il mercato? Ti dico quello che ho sempre detto, secondo me il Gela deve fare ben poco. Il Gela è una squadra che è stata costruita in maniera esemplare da Bonafini, da Alessandro e dalla società. Che io sfido chiunque a poter criticare le scelte che ha fatto Alessandro, perché quando dentro hai giocatori come Savasta, Manfred, Cocimano, Arcidiacono, ma te ne posso dire da Sessa, Valenti. Valenti. Ora dico non per dimenticare qualcuno, Angelo Caronia, quindi sono tanti i giocatori importanti che secondo me appunto i due acquisti che abbiamo fatto sono andati ad arricchire una rosa che già era forte. Magari hanno portato quell'entusiasmo, quella cosa che ti porta ad alzare l'asticella. Poi dico, sfido chiunque ad avere un giocatore come Santo Privitera per me. Un giocatore formidabile sia come uomo che come trascinatore, come ti mette quella serenità che io da direttore mi leva tante di quei problemi e dei pensieri che comunque con lui in campo non hai. Quindi dico che il mercato siamo alle finestre, siamo alle porte per cercare se c'è da intervenire, la società è pronta a intervenire senza nessun problema, però la squadra è forte così ed è attrezzata per far bene così. Se c'è qualcosa da fare siamo pronti a farlo, Se però non c'è, diciamo, non casca il ce la mondo. giochiamo anche così, ecco. Allora, io Francesco, sai invece, qualcosa? sì, una domanda più che altro te la faccio da osservatore esterno, perché comunque tu sei subentrato al Gela da 10 giorni circa, e prima dell'attuale gestione tecnica c'era stata un'altra gestione tecnica, un mister Pensabene, che, contrariamente a quanto dice il suo cognome, non era iniziata proprio benissimo, perché comunque eliminazione dalla Coppa, il pareggio a Casteldaccia che poi è stato tramutato in vittoria a tavolino. Tu, magari da osservatore esterno, magari anche semplicemente chiacchierando, visto che poc'anzi parlavi di buoni rapporti già precedenti con Bonaffini, ti sei fatto un'idea di cosa stava mancando a quel Gela lì, che comunque, tolti i due giocatori che avete preso a dicembre e forse tolto Angelo Caronia, è esattamente la squadra costruita che c'è adesso. eh, Se appunto se ti sei chiesto come mai un allenatore comunque di un certo pedigree come Andrea Pensabene, con una squadra costruita alla grande, non stesse rendendo come magari ci si aspettava o come magari chiedeva
la piazza e come chiedeva la società? Questa è una bella domanda, veramente, te lo dico perché io per fortuna o per sfortuna nel giro di 4 mesi mi sono ritrovato prima all'Athletic e ora al Gela. Quindi quando ero all'Athletic per me l'unico neo, ma attenzione, voglio precisare, non neo perché Andrea pensa bene, chapeau, l'uomo e l'allenatore che è tanto di rispetto, però magari per la squadra che è stata costruita, l'unico punto interrogativo potrebbe essere Andrea pensa bene, perché conosciamo, gli addetti ai lavori conoscono il metodo di lavoro che Andrea pensa bene, che comunque durante la preparazione ha un metodo di lavoro forte e che comunque questa è una squadra che inizialmente poteva avere delle difficoltà. Infatti io quando si parlava, ma il Gela, il Gela, il Gela, ho detto secondo me inizialmente il Gela non sarà il Gela ed è stato così. Poi comunque la società ha deciso di la separazione con Mister Pensabene per motivi che io realmente non Non conosco. conosco. Ed è arrivato Mister Cacciola che sto conoscendo, già lo conoscevo come lavoratore e come uomo di calcio, Mhm. ora lo sto conoscendo anche come uomo, ti dico non per fare sviolinate, ma non sono il tipo, Non mi hai sentita fare una, esatto, quindi non sono il tipo, sto conoscendo una persona che mi fa piacere parlare di calcio con lui, di eccezionale veramente, quindi Andrea pensa bene, tanto di cappello perché, ti ripeto, è un professionista a 360 gradi, però la preparazione secondo me l'hanno sofferta i ragazzi, ecco. Prima di fare la mia domanda, quella piccantina, mi ero perso dei messaggi. Uno di Pietro era, vabbè, che voleva sapere il capannone, abbiamo detto già di Giovanni, chiaramente era una domanda trabocchetto. Giovanni Cazzese vuole sapere a che punto sono i lavori al comune di Bagheria. Sono chiaramente in ritardo rispetto alla tabella di marcia perché dovevano aprire l'1 dicembre, ma hanno slittato. Io penso che ormai se ne parli il prossimo anno, anche se stanno già montando la copertura della tribuna, quella principale. Ho visto i lavori da fuori, dal piazzale. Comunque sia una questione di... Penso che prima della fine della stagione, Noi mi hanno mandato delle eh, foto dove è una cosa ormai quasi imminente, sì. Salvo diventerà, Geraci dietro le telecamere sorride perché adesso è riparato anche Comunque penso... diventerà una bomboniera veramente. veramente una bombonera, Sì, inteso come Ma a Bagheria il calcio è c'è attesa, c'è molto attesa. sentito. Salvatore Cascino voleva appunto sapere che credo sia un tifoso del Gela, a che punto è il mercato del Gela, ma già l'abbiamo detto, se ci saranno sorprese, ma già poc'anzi Aurelio ha risposto ampiamente. Poi Giovanni Chiazzese ci chiedeva, cioè, diceva che era contrario al mercato degli stranieri come scommesse, dice magari i giovani, poi si prendono gli stranieri e quando vanno via le società, diciamo, i soldi, i guadagni se li prendono solamente i procuratori, quindi, insomma, è una sua idea, ma anche di questo ne abbiamo parlato. Ad Aurelio voglio fare una domanda, da un milione da un di milione dollari. no, sì, ehm, allora, già da un periodo a questa parte, tra le società più ambiziose del panorama calcistico palermitano, parliamo di dilettanti, era il Resultana, poi trasformatosi in Athletic Palermo, e tu ne facevi parte. Ne hai fatto parte quando era in terza categoria, seconda categoria, e poi in prima avete vinto campionato fino all'eccellenza. Eh, Ti sei staccato un anno, il direttore l'ha fatto Giampiero, però sei stato richiamato all'inizio di questa stagione, quindi hai accettato di tornare in sella all'Athletic Palermo per provare una stagione esaltante, comunque sia ambiziosa, e poi abbiamo già detto come è andata a finire. La domanda che ti faccio io è: se domani ti dovesse richiamare l'Atletico Palermo, parlo la prossima stagione, la tua risposta sarebbe no, Salvo registra. sarebbe un no categorico oppure un no o un sì con determinate condizioni? Ecco qua. Primo piano, regia, primo piano. Capito? Ma ti dico, io le porte non ho mai chiuse a nessuno. Naturalmente, quando ti ho detto ho messo un punto l'Athletic, è vero,
è inutile nascondersi. Per io tornare all'Athletic devono cambiare tante cose, ma non io, perché io sono lo scienziato del calcio e gli altri meno, ma semplicemente perché quello che ho subito in questa piccola parentesi dell'Athletic mi ha lasciato dentro qualcosa che va al di là del calcio e al di là di tutto. All'Athletic ci sono persone con cui io ho dei legami che penso che non possono finire mai. Uno di questi è Antonio Cottone, quindi io Antonio ho una stima e un rapporto che va al di là di tutto. Io sono entrato all'Athletic e ho fatto di tutto per farlo entrare all'Athletic perché è giusto che una persona come Antonio Cottone faccia calcio a Palermo perché è un imprenditore importante a Palermo, Serio. serio, ed è brutto vedere, brutto no, però perde del fascino vederlo in delle piazze che sono fuori Palermo, quindi io non mi sento di chiudere porte a nessuno, però dall'altro lato ti dico che per io tornare all'Athletic devono cambiare tante e tante cose e sicuramente sarà molto difficile che possano cambiare queste cose per io tornare. Quindi Chiarissimo. Molto chiaro ed era la risposta che diciamo, mi aspettavo e mi auguravo che tu forse dicessi. qualcuno spera che dicevano no per me, invece assolutamente no. Io non chiudo mai le porte a nessuno, ma perché è una cosa mia, l'educazione che ho, che mi ha tramandato la mia famiglia, e quindi non ho mai chiuso le porte a nessuno con la massima educazione e il massimo rispetto per tutti. Anche per quello che c'è stato, chiaramente. Appunto, ti ho fatto la premessa che, diciamo, la tua storia con loro non è una cosa di pochi settimane o mesi, ma parte dalla prima categoria. Anche se io ti dico la verità, il Resultana è una È una cosa, cosa. l'Atletico Palermo è tutt'altra cosa. Io il Resultana è una cosa che rimarrà per sempre nel mio cuore perché è nata, cioè, Franci conosce perché ne faceva parte da là, quindi è una cosa che è successo, bellissimo, tutto bello, poi si è aperto un altro capitolo, un'altra cosa ed è tutt'altra cosa di quello Come sono in che ho senza e più vissuto come io. era, cioè. E non, si sono magari perse quelle cose che ho vissuto io, ecco, non voglio dire cose che non mi appartengono, però quello che ho vissuto io a Resuttana non l'ho minimamente vissuto all'Atletico. Chiaro, no, chiarissimo. E ci stanno perché poi magari cambiando ambizioni, cambiando programmi, cambiano anche delle caratteristiche. Franci, io quello che devo dire gliel'ho Posso detto. dire la frase che dico Sì, sempre? Non c'è modo migliore per chiudere sta esatto. puntata. Lo dico ogni Sì, settimana, ogni lunedì, anche perché alla fine lui lo ha detto. Dimmi. Stavo dicendo che ho portato bene lo calcio, perché, scusa, lo calcio perché rimanevo sempre a Resuttana e quindi ha portato bene Sport Sicily e come vedi abbiamo Sì, vinto. amici, sì, Sportisi lo calcio portano, portano tutti tranne a Luigi Picone, hanno portato sempre bene, che Luigi Picone è l'unico che ha perso all'indomani che è stato qua. Vabbè, Direi sì, ci siamo detti tutto. Aurelio ha detto quello che se lo c'è diciamo, qualcos'altro che ti è rimasto in parla oro, canna e tu taci per dici, guarda, sempre, come matrimonio. voglio specificare cosa voglio dire, no, perché io penso che ti abbiamo chiesto più o meno tutto. No, diciamo che tutto quello che comunque era giusto dire l'ho detto, poi altre cose che vanno al di là del calcio è meglio evitare anche di dirle. Esatto. Voglio divagare. Lui dice Sportisi lo calcio porta bene. No, quello calcio ha portato bene. Il fatto che lui venisse qua ad un grande amico di Aurelio che ieri è tornato a segnare, che è Andrea Belotti. Eh sì. Tra l'altro, Finalmente, dico. Finalmente parliamo di altre categorie, altro che eccellenza. assolutamente. L'eccellenza in L'eccellenza. senso calcistico. Grazie Aurelio Grazie a voi per l'invito, è sempre un piacere. e in bocca al lupo e anche da oggi, oltre a, diciamo, a tifare per le scuole palermitane, tifiamo anche per il Gela che ha un palermitano come Aurelio. No, uno, ci sono Ce ne sono 5-6 esatto, palermitani. Un bel po'. un bel po'. Franci, noi ci vediamo la prossima settimana. Noi ci vediamo la settimana prossima con Aurelio. Già domani ricomincia a squillare il telefono Sì. perché noi giornalisti siamo così. Ce l'ho il telefono qua che non te lo dico nemmeno. Un ringraziamento a Salvuccio. Noi ci Si è rivediamo. divertito, Salvo, stasera, Sì. si è divertito. Dice di fa di sì con la testa. Ha si è una clip divertito. pronta con le Sì, già, dichiarazioni. io ho detto registra tutto. Perché Sì. poi... Detto ciò, per oggi è tutto. Noi ci rivediamo lunedì prossimo. Ciao. Ciao. Buonasera.